L'azienda Bosca è un'azienda storica che è collocata a Canelli. La storia delle bollicine nasce lì, effettivamente, e noi siamo tra i precursori perché quelle che vedete alle mie spalle sono le nostre cantine storiche che sono diventate nel 2014 patrimonio mondiale dell'UNESCO insieme a altre 3 aziende della zona. L'azienda oggi è alla 6ª generazione, a capo dell'azienda c'è sempre la famiglia Bosca, 3 fratelli, Pia, Polina e Gigi, e ognuno si dedica a quello che è la sua attività principale, quindi Pia si occupa di tutta la parte proprio amministrativa e commerciale ed è il CEO dell'azienda. Polina Bosca invece è la responsabile marketing e della parte agricola vera e propria, e poi c'è Gigi che si occupa di altre cose ed è collegato all'azienda per la parte finanziaria. Noi siamo qua oggi perché abbiamo sposato il concetto delle bollicine da quando siamo nati, e il concetto principale per noi è del 1831, che è lo slogan che ripetiamo sempre: bollicine controcorrente. Perché? Perché per noi è sempre stato importante essere un passo vicino a quello che è il mercato, ma lontano da quello che è lo stereotipo classico delle bolle. E da qui infatti vedete la novità che è nata a luglio 2021, che sono le nostre nuove etichette, un pochettino così estrose, un po' diverse dalle canoniche etichette che si vedono ovunque. Siamo qua, abbiamo presentato 2 prodotti Martinotti, non li chiamiamo alla francese ma li chiamiamo in italiano, perché comunque il metodo Martinotti tra le altre cose è nato a Canelli, ed abbiamo un Piemonte DOC Blanc de Blanc e un Piemonte DOC Rosé. Il primo nasce da una Chardonnay in purezza, il secondo da un Pinot Noir in purezza. Dall'altra parte è la parte più nobile delle nostre bollicine, e abbiamo un prodotto che è quello che sta, come posso dire, emergendo sempre di più anno per anno in Piemonte, e che è l'Alta Langa. L'Alta Langa è l'ultimo consorzio che è nato delle bollicine dopo tanto tempo, dopo tanto lavoro, ed è praticamente un consorzio che raggruppa un insieme di produttori che sono presenti tra la zona dell'Albese fino ad arrivare del Cunese, fino ad arrivare nella zona addirittura dell'Alessandrino. Il nostro Alta Langa con un Chardonnay in purezza, 44 mesi sui lieviti, ed è una riserva di Alta Langa. Abbiamo poi il 1000 giorni. Il 1000 giorni è un metodo classico che non è un'Alta Langa, ma qualitativamente eccellente, è un prodotto un pochino più brut, è una cuvée di un Pinot Noir all'80% e un 20% di Chardonnay. 1000 giorni, l'abbiamo chiamato 1000 giorni perché al di fuori dei 72 mesi che fa in affinamento, i 1000 giorni sono quelli che sta in pupitre per completare il raccoglimento delle feccioli sul collo della bottiglia. L'ultima, questo è un po' un segreto che teniamo nascosto noi dentro quelle cattedrali, e da dove noi siamo partiti di qua fondamentalmente. È la riserva del nonno. La riserva del nonno è la parte storica più viva della nostra azienda, ed è praticamente anche qua un prodotto che è unico. Se ne fanno pochissime bottiglie, circa 2000. L'abbiamo sempre tenuto gelosamente nascosto dentro alle nostre cantine, si vende fondamentalmente solo nelle cantine. È un prodotto che ha a base di Pinot Noir in predominanza e di Chardonnay. La cosa carina, la cosa particolare è che una parte di questo Chardonnay fa un passaggio all'interno di una barrique per dargli struttura, per dargli colore, per dargli un po' quelle caratteristiche più consone a uno champagne. 10 anni sui lieviti, questo è un prodotto che è stato vendemmiato nel 2012, e noi abbiamo l'abitudine di raccontare quello che facciamo, perché sotto, tutto a mano,
ma questo vale per tutto il metodo classico, mettiamo l'anno della vendemmia, l'anno della messa in pupitre e l'anno della sboccatura. Qua c'è un po' tutta la nostra storia. Viva!